Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Grazie. Il rapporto con la squadra è cambiato? Rrahmani ha detto, ora possiamo parlare liberamente. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Ha detto che si sarebbe potuto fare anche l'anno scorso. Sorride, NDR. Stiamo sicuramente vivendo momenti positivi. Stiamo conoscendo il nuovo staff tecnico. È un periodo di lavoro. L'approccio è stato positivo e basato sulla conoscenza. È un allenatore con una grande personalità ed esperienza. Siamo felici di averlo con noi e ci siamo messi a disposizione dello staff tecnico fin dall'inizio, comprendendo le loro richieste. Cosa ti ha colpito di più? Qual è l'aspetto più altalenante? Ti senti più responsabile in questo anno del centenario? Sì, non vediamo l'ora di fare una buona stagione. Siamo un gruppo che si conosce bene, compresi alcuni giocatori che rientrano dai prestiti, quindi non ci sono nuove amicizie. Stiamo lavorando bene e vogliamo fare bene. L'allenatore, ognuno ha le sue idee, i suoi metodi, ma la cosa più evidente è che stiamo usando la palla più degli anni passati. Stiamo cercando di coprire certe distanze con la palla, invece di usare il lavoro a secco, che viene usato come complemento. Questa è la cosa che è cambiata di più, anche ai vostri occhi, ma gli allenamenti sono intensi, ve lo assicuro, l'intensità è alta e l'allenatore vuole che evitiamo errori tecnici. C'è qualche possibilità che tu concluda la tua carriera a Napoli? Cosa diresti a Di Lorenzo, Di Matera? Ora? Mi piacerebbe. È la mia 8ª stagione qui, è davvero casa mia. Mi piacerebbe restare, e vedremo. Nel calcio le cose cambiano in fretta, non si sa mai, ma sono felice qui e mi piacerebbe rimanere. Se anche la società lo desidera, non ci saranno problemi. Quanto a Di Lorenzo, del Matera, è passato tanto tempo, ho affrontato delle difficoltà, ma mi hanno aiutato ad arrivare qui, quindi direi di continuare a credere nel sogno di arrivare qui. Tra circa 20 partite sarai tra i 10 giocatori con più presenze nella storia del club. Farai parte della storia di questo club. Cosa ti piacerebbe vincere ora? L'obiettivo è essere competitivi nelle nostre 3 competizioni e migliorare. Anche se sono vicino alla fine della mia carriera, c'è sempre margine di miglioramento e sono estremamente motivato a lavorare sodo in allenamento. Per quanto riguarda i trofei, vincere qualcosa nell'anno del nostro centenario sarebbe unico. Siamo solo all'inizio, stiamo lavorando duramente e vedremo come si evolveranno le cose. Sei rimasto sorpreso dalla scelta di Pirlo come allenatore? Ci sono le persone giuste tra cui scegliere. Leggo che alcune delle loro scelte sono già state criticate. Da italiano, non da calciatore, ma da tifoso, dico che dobbiamo avere fiducia nella nuova dirigenza, in Maldini e Leonardo, persone influenti che sono sempre state coinvolte nel calcio. Io ho fiducia nella nuova dirigenza. Da avversario, cosa ti ha sempre impressionato di Allegri e cosa ti piacerebbe rivedere al Napoli? Contro le squadre di Allegri, l'organizzazione, la buona difesa, il buon attacco. Quando difendi bene è più facile attaccare meglio. Sono sempre partite molto equilibrate. Ora è la prima partita e vedremo cosa ci chiederanno. Riguardo alla nazionale e alla sua disponibilità ad aiutare i più giovani. Non credo che arriverà il giorno in cui potrò dire che non indosserò mai più la maglia della nazionale. Forse tra 4 anni dovrò ancora giocare, anche se sarò più vecchio. Spero di continuare a farne parte. Siete tornati a schierare una difesa a 4. Cosa ne pensate? Di cosa avete parlato dopo la partita contro l'Arezzo, pur sapendo che si tratta di test che non contano molto? Il risultato non è importante, ci servono pochi minuti in campo, ma d'altra parte non ci piace perdere. Dopo 5 giorni, era difficile mantenere un'intensità elevata con questo caldo. Sono prove per mettere in pratica quello che stiamo cercando di fare. Ora stiamo provando un modulo 4-3-3, ma le formazioni non sono sempre le stesse. Ci sono partite in cui usiamo un sistema e in altre in cui cambiamo. L'allenatore si aspetta che tutti i giocatori prendano una decisione. Conosciamo il sistema. Abbiamo iniziato così anche l'anno scorso. Seguiremo le indicazioni che ci vengono date. Qual è l'importanza dell'approccio di un grande allenatore come Allegri in uno spogliatoio forte e vincente come il vostro? Lo vediamo tutti i giorni, il suo carattere. È una persona che esige il massimo impegno durante quelle 2 ore, interagisce molto con noi, scherza, i primi giorni sono positivi. Poi può presentare idee, metodi. L'importante è che il gruppo risponda al 100% alle sue richieste. Penso che sia contento, ha trovato tutti disponibili. Qual è la tua opinione, fan di Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale.
Forza Napoli sempre!